Allora, direi che siamo in live, vediamo se StreamYard ci dà qualche segnale di vita, ma credo proprio di sì. Quindi bentornati su Parresia. Dunque, argomento di oggi. Oggi siamo in tre, fondamentalmente, con due ospiti anche, di fatto io ho molto piacere che siano ritornati qua direttamente all'Università di Genova, il professor Luca Rubasso e il professor Emiliano Beri, che io saluto e ringrazio molto per il tempo che ci hanno nuovamente concesso qui a Paresia, quindi grazie Luca e grazie Emiliano, do del tu perché ci conosciamo fondamentalmente, quindi insomma siamo qua a fare di fatto un po' una chiacchierata tra amici, quindi grazie mille che siete qua, buonasera anzi a tutti voi. Buonasera. Buonasera. Dunque, allora, di cosa andiamo a parlare oggi? Argomento veramente tosto, perché noi continuiamo a ripercorrere questo lungo cammino della guerra dei 30 anni, fatto ovviamente di fasi alterne, dove allo stato attuale siamo arrivati appunto fino alla fase danese, dove di fatto Spagna, ma specialmente Impero, continuano sempre inarrestabili a vincere, ma ovviamente con anche delle crepe all'interno di tutta l'istituzione anche militare imperiale. E qua abbiamo invece una fase, per così dire, particolare, forse un po' bistrattata di fatto dai manuali di storia moderna, perché di fatto solamente uno dei vari eventi che tratteremo oggi viene menzionato, cioè la guerra di successione di Mantova e del Monferrato, ma fondamentalmente oggi parliamo della fase italiana. Fase, ecco, io già agevolo di fatto così, le slide, fase di fatto abbastanza trasversale, perché in realtà, ecco, comprende un sacco di altre fasi che abbiamo già visto, la fase anche boemo-palatina, la fase danese, svedese, persino andremo anche a toccare la fase franco-svedese o francese che dir si voglia. Ed è in realtà costellata di varie guerre, la già menzionata guerra di successione di Mantova e Monferrato, la guerra di Valtellina, da cui partiremo, la guerra Savoia-Genova, di cui Emiliano ovviamente ci delizierà, la battaglia di Tornavento. Insomma, andiamo dal 1620 fino al 1636-39, in realtà, se vogliamo essere precisi, da un punto di vista cronologico. Detto questo, io a questo punto inizierei praticamente ad andare oltre e a partire un po' dal contesto geopolitico dell'epoca. Abbiamo di fatto un'Italia che già da Cateau Cambrésis, dal 1559, è sotto quasi tutta, perlomeno sotto dominio spagnolo, specialmente il nord Italia. Inutile dire ovviamente che abbiamo Ducato di Milano da una parte e Genova. Inutile dire anche che l'importanza di fatto dell'Italia, specialmente del nord Italia, è perché da qua parte il cosiddetto corridoio spagnolo, strada spagnola, no? Che ovviamente era utile per cosa? Per portare tutti gli approvvigionamenti verso le Fiandre, dove si è già combattuto e si continua a combattere, perché ricordiamoci che la guerra dei 30 anni poi si incarna anche nella guerra degli 80 anni nelle Fiandre. L'importanza quindi del nord Italia, del Ducato di Milano, specialmente anche della Valtellina, dei Grigioni, adesso andremo a vedere il perché. Perché c'è anche tutta una questione riferita allo scontro tra confessioni, che di fatto fece un po' scattare tutta la guerra dei 30 anni. Poi adesso si entra molto di più, anzi già dalle fasi precedenti si è entrato molto di più nel contesto prettamente politico e militare, oltre che sociale, della guerra. E poi abbiamo altri attori come la Francia, specialmente sempre nella stretta asburgica, da una parte degli spagnoli, dall'altra proprio degli austriaci del Sacro Romano Impero, e Savoia e Venezia, che anche qua sgobitano perché vogliono giustamente avere di fatto la loro parte da un punto di vista territoriale, e vedremo anche il perché. Quindi a questo punto noi iniziamo. Io non vi ho fatto parlare fino adesso, ma è solo per fare una premessa, ecco. Però se volete aggiungere, fate pure, anzi vi do la parola, magari Luca, se vuoi già aggiungere qualcosa, che forse sarebbe il caso di dire che magari non ho detto, anche tu Emiliano. Prego Luca.
No, grazie mille. Beh, innanzitutto grazie ancora per l'invito e non mi dilungo in ulteriori ringraziamenti perché toglierei tempo alla parte più scientifica. Beh, dunque, hai perfettamente, diciamo così, inquadrato la complessità di questo periodo. Ricordo anche così, in generale, che quando eroghiamo i corsi di storia moderna, la guerra dei 30 anni è sicuramente uno degli argomenti più ostici per gli studenti, direi, di tutte le epoche, proprio per la estrema complessità. Beh, allora, innanzitutto, tornando a questioni più scientifiche, è indubbio che la questione del cammino spagnolo è centrale in questo momento perché, come è stato già ricordato, la guerra delle Fiandre è tornata ad essere protagonista in questo scenario particolare. Recentemente si è fatto un convegno in cui si diceva giustamente, si è fatto in Svizzera, che questa guerra dei 30 anni che noi usiamo al singolare come una guerra unica, in realtà è una somma di guerre regionali, alcune molto più note, alcune di queste guerre regionali sono molto note, ma altre sono veramente sconosciute, per cui c'è uno strano collegamento ad un certo punto che mette insieme territori più verso est della Germania, zona bavarese, l'Italia, c'è l'assedio di La Rochelle a un certo punto dall'altra parte dell'Europa, quindi verso la sponda diciamo atlantica. Insomma, ci sono tante fasi, no, che si incastrano e indubbiamente uno dei centri pulsanti, uno dei teatri di guerra molto complessi in quel momento è nuovamente le Fiandre. Come è noto, siamo in una fase positiva, diciamo così, per gli spagnoli. C'è il momento, no, negli anni 20 della clamorosa e fortunata, anche per ragioni poi artistiche, presa di Breda da parte di Ambrogio Spinola, che poi vedremo sarà anche uno dei protagonisti delle vicende, ahimè per lui, italiane, ma naturalmente il mantenimento per la Spagna delle Fiandre. Per la Spagna mantenere le Fiandre vuol dire mantenere l'impero, mantenere la proiezione imperiale e naturalmente per poter mantenere le Fiandre bisogna tenere libero il cammino spagnolo, che è un cammino lungo, tortuoso e complicato, e in questo cammino si innesta diciamo uno dei tanti teatri regionali, diciamo così, e vedo la carta subito pronta, che è appunto la questione della Valtellina. Forse io per il momento mi taccio, poi torno magari più avanti. Prego Emiliano, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, ma le questioni che avete posto, tu Luca 1, mi chiamo Luca A, sembra di vedere l'ultimo film di Spider-Man, Spider-Man 1, Spider-Man 2. Tu Luca A hai sottolineato la complessità di questo periodo e Luca L, Luca B ha sottolineato il fatto che la lettura storiografica attuale, quella, diciamo, la suggestione che viene proposta è quella di leggere la guerra di 30 anni come un insieme di guerre regionali. Raccogliendo questi due input, io stavo riflettendo sul fatto che più che la fase italiana è il teatro italiano. Nella misura in cui è trasversale a diverse fasi che sono germanocentriche, perché caratterizzate, lo sappiamo tutti, le fasi della guerra, la cronologia della guerra dei 30 anni viene costruita in relazione alle fasi che caratterizzano il teatro tedesco e soprattutto in relazione alla successione dei protagonisti che prende corpo in ambito protestante. Boemia Palatinato, Danimarca, Svezia e poi Francia, che sebbene cattolica si schiera, diciamo, non con schieramento protestante, ma anti-asburgico. E questo è un teatro, ed è un teatro particolarmente interessante, sia perché è stato meno studiato degli altri, sia perché solo parzialmente è considerato parte integrante di questa guerra, sia per la ragione geostrategica della particolarità logistico-geografica, ossia del fatto che
per arrivare nelle Fiandre, gli spagnoli utilizzavano molto più questa direttrice terrestre nota come il Cammino Spagnolo piuttosto che quella marittima che doveva passare nel Canale della Manica, e in relazione all'ostilità inglese, olandese, anche se non permanente, quella olandese permanente, quella inglese intermittente, però era un asse di comunicazione particolarmente problematico. In relazione a questi elementi è un teatro molto interessante anche per un altro motivo, perché è il teatro in cui si manifesta prima che altrove la crisi dell'egemonia spagnola. In un'Italia che dalla pace di Cateau Cambrésis era sotto egemonia spagnola, ecco che si manifesta una condizione di crisi crisi politico-strategica spagnola, che prende corpo prima in Italia che poi più in generale in Europa, in relazione a cosa? In relazione che l'Italia è il teatro in cui interviene direttamente per prima la Francia. È il teatro in cui interviene direttamente per prima la Francia, perché? Perché è un teatro periferico rispetto a quello tedesco, e la scelta di Richelieu è quella di intervenire prima nel teatro minore sotto il profilo delle risorse necessarie per intervenire, piuttosto che in quello maggiore. Nel momento in cui la guerra è in Italia, la guerra dei 30 anni è in Italia, si combatte in Italia, i francesi combattono anche internamente contro gli ugonotti, c'è la sede di La Rochelle. Solo quando la questione ugonotta sarà risolta e quando la situazione italiana avrà un profilo più definito, la Francia interverrà in Germania, soprattutto dopo, diciamo, la stasi della fase svedese, ossia l'equilibrio che caratterizza la fase svedese. Potremmo guardare al teatro italiano come un teatro di sperimentazione politica, sperimentazione strategica, perché è il teatro in cui la Francia farà le prove dell'azione antispagnola che caratterizzerà la sua politica internazionale sul piano generale europeo, ma inizia dall'Italia. E la fattibilità viene testata in Italia, perché se in Italia non avesse dato risultati, se in Italia l'egemonia spagnola si fosse manifestata come intoccabile, come particolarmente salda, come invulnerabile, ecco che probabilmente la linea di politica estera della Francia avrebbe potuto anche subire una ridefinizione in relazione a un atteggiamento più cauto. Non che in Italia la Francia stravinca, tutt'altro. Però l'egemonia spagnola, la presa spagnola, la coesione del fronte politico spagnolo manifesta delle crepe tali da aprire degli spazi di inserimento della Francia. La posizione dei Savoia è esemplificativa in tal senso. La crisi di consenso che prende corpo in parte del patriziato genovese in relazione alla prima guerra savoina, che è un altro elemento significativo. Poi la Spagna dimostra una notevole capacità di tenuta, ma tant'è, Richelieu vede la possibilità di giocarsela, di dare corpo a un grande gioco a livello prima italiano e poi europeo, che ha come posta in palio il ruolo di maggiore potenza sullo scenario continentale. E tutto inizia dall'Italia. Esattamente. Allora, quindi iniziamo proprio con questa guerra in Valtellina. Do un attimo spunto anche per capirci un secondo su di che cosa stiamo parlando. Allora, abbiamo il nord Italia, la zona appunto della Valtellina, che come vedete dalla mappa, la parte di fatto colorata in grigio, è di fatto in uno stato di sudditanza da almeno il 1512 con la Repubblica delle Tre Leghe Grigionesi, formata appunto la vedete in giallo ocra, la Lega grigia,
in verde la Lega Caddea o Lega della Casa di Dio, e in arancione la Lega delle 10 giurisdizioni. Queste tre appunto si uniscono appunto in una repubblica che appunto agisce con una certa egida sopra il territorio della Valtellina, della Valchiavenna, di Bormio e quant'altro. All'interno, ovviamente, specialmente a seguito dello scoppio della riforma luterana prima, ma anche calvinista, abbiamo una situazione un po' particolare tra gli abitanti, cioè abbiamo una istituzione di fatto che è comandata principalmente da protestanti, e invece una maggioranza di cittadini di fatto di confessione cattolica. Questo ovviamente pone varie come dire, problematiche interne, varie frizioni che sfoceranno prima in un cercare di insomma, un tentativo di cercare un equilibrio tra cattolici e protestanti con il Toleranzedikt, che però ovviamente provoca da una parte e dall'altra dei sentimenti enormi, fino a il 1620, per l'appunto, con il Sacro Macello. Cosa abbiamo qui? Praticamente abbiamo l'istituzione di fatto protestante che inizia ad arrestare determinate personalità cattoliche, tra cui uno che è Niccolò Rusca, cioè l'arciprete di Sondrio. Inutile dire che a quest'ultimo viene applicata la tortura fino anche alla morte, e questo sarà la miccia di fatto che farà scoppiare per l'appunto il Sacro Macello. Sacro Macello è un'espressione, se non ricordo male, di Cesare Cantù della fine dell'Ottocento, e quindi di conseguenza, insomma, all'epoca ovviamente non è che lo si definiva in questo modo, però sostanzialmente che cosa accadde? Giacomo Robustelli guida fondamentalmente il partito cattolico, chiamiamolo così, e inizia a massacrare una cosa come 400 protestanti con violenze proprio pianificate. Inutile dire che questo scatena una certa reazione internazionale proprio sulla Valtellina. Ora, e quindi che cosa accade? Per l'appunto, la Spagna arriva proprio, e tra l'altro ritorniamo sulla questione del cammino spagnolo, di questa dell'importanza che appunto c'è proprio in quei territori, e quindi di conseguenza occupa la Valtellina, la Spagna, con l'esercito guidato appunto dal duca di Feria, e cerca appunto di rafforzare questo corridoio alpino. I Grigioni, inutile dire, si alleano con chi? Con il nemico storico fondamentalmente della Spagna e degli Asburgo, cioè la Francia di Luigi XIII e di Richelieu, per l'appunto, che per l'appunto invia truppe. E da qui c'è uno squinterno di trattati. Fermatemi se sto dicendo delle corbellerie. Il primo ovviamente è il Trattato di Madrid. Cerchiamo un attimo di spiegarli brevemente, perché sono molto interessanti. Fondamentalmente cosa accade nel Trattato di Madrid? La Spagna in qualche modo acconsente a rendere indietro la Valtellina e i Grigioni, ma in cambio vuole di fatto la garanzia del libero culto cattolico per Robustelli e il suo partito, fondamentalmente. La Francia in cambio si sarebbe impegnata di fatto per impedire che ci fosse un'alleanza tra i Grigioni e un altro attore politico, cioè la Repubblica di Venezia. Il trattato, inutile dire, viene disatteso da chi? Dagli spagnoli, e allora si ripiglia di nuovo la guerra e si arriva ad Aranjuez, a quest'altro trattato, un anno dopo. Venezia e la Savoia tentano di fatto di disfare l'accordo di Madrid, e quindi provano a chiamare proprio la Francia nelle Alpi, e cosa ottengono però tramite il trattato di Aranjuez? Che gli spagnoli in qualche modo lasciassero i castelli della zona appunto valtellinese nelle mani però di chi? Di un terzo attore di fatto abbastanza neutro, che doveva essere Papa Gregorio XV. C'è però un problema, che Papa Gregorio XV poco dopo schiatta, muore, e di fatto con la perdita di una figura mediatrice e con l'avvento sul trono di Pietro di Maffeo Barberini alias Urbano VIII, cosa accade? Accade che di fatto abbiamo un papa che in qualche modo è filo francese, e che quindi, nonostante il suo predecessore avesse già mandato delle truppe sul luogo, ecco, Urbano VIII le ritira,
e di conseguenza abbiamo la Spagna che quindi ritorna e si riprende di fatto la Valtellina. E quindi con questo trattato di Parigi, che se non ricordo male di un anno dopo ancora, sì, del 23, cosa succede? Succede che la Spagna aveva all'inizio accettato questa mediazione, poi ovviamente morto il Papa non se ne fa niente e quindi si ritorna da capo nella guerra. 3 anni dopo, se non ricordo male, nel 26, abbiamo appunto il trattato di Monzon, che un po' chiude questa di fatto prima fase della guerra. Cioè abbiamo Richelieu che mette un po' in discussione l'egemonia asburgica dell'Italia settentrionale. Di fatto sa perfettamente che il suo Stato è impreparato ad affrontare la guerra, come giustamente ha detto anche Emiliano, e in qualche modo, dato che ha problemi anche interni con la questione ugonotta, insomma, ha bisogno, come dire, di tastare un attimo il terreno per evitare problemi successivi, no? E quindi tramite di fatto questo trattato, di fatto l'uso del corridoio della strada spagnola, e quindi il corridoio alpino, parte integrante di questa strada spagnola da parte degli spagnoli, di fatto non viene messo molto in discussione. La Valtellina ritorna sotto i Grigioni, dove viene permesso il culto cattolico, però in cambio viene chiesto un tributo annuo, cioè un po' come la gizia nel territorio ottomano. I magistrati locali erano eletti dai cittadini valtellinesi, ma dovevano essere approvati dai Grigioni. Qua un po' abbiamo questo equilibrio costante di fatto trattati che vengono creati ad hoc, ma che poi vengono disattesi da entrambe le parti. Quindi è un po' di fatto un casino. Ecco, se Luca vuoi aggiungere qualcosa? Sì, grazie. Beh, innanzitutto hai spiegato molto bene questo quello che tu giustamente hai chiamato, tra virgolette, mettiamo casino, ma effettivamente è molto complesso. Come l'avevamo detto in partenza, che sarebbe stato tutto molto, molto complesso, ed è molto complesso in effetti. Volevo aggiungere più che 2 cose fondamentali. Allora, la prima, a questo punto si capisce chiaramente l'importanza strategica del cammino spagnolo, come veniva chiamato. Lo ribadiamo ulteriormente perché la partita si gioca lì per queste ragioni. D'altra parte gli spagnoli avevano già fatto vedere quanto fosse importante. Ricordiamo che il cammino spagnolo aveva tante diramazioni, non è un'unica strada, diciamo così, ha tanti pezzi che cambiano nel corso del tempo, quindi anche il cammino spagnolo è molto complesso, però era solo per ricordare che qualche tempo prima, banalmente nel 1620, nel quadro delle operazioni relative al Palatinato e a tutto quello che concerne la fase boema, la questione della battaglia della Montagna Bianca, gli spagnoli, tant'è che avevano mandato Ambrogio Spinola con l'esercito dalle Fiandre verso il Reno ad occupare il Palatinato in maniera preventiva, perché da lì passava una delle strade, diciamo così, che conducevano alle Fiandre. Quindi, come dire, intanto si erano messi al riparo da ulteriori sorprese in quel contesto. Poi certamente c'era il discorso di aiutare gli altri Asburgo e quindi diciamo per solidarietà familiare e cattolica, naturalmente si giocava una partita assieme degli Asburgo. Questa è la cosa fondamentale. Seconda cosa rapida, questo è uno degli episodi ce ne sono tanti, tristi diciamo così, della fase della guerra dei 30 anni, e ci fa capire quanto l'elemento religioso abbia avuto un peso, perché questo massacro dei protestanti, diciamo così, usiamo un termine generico, è clamoroso, no? Lo hai spiegato molto molto bene, ma ce ne saranno altri a Magdeburgo, e per non parlare poi di quello che succede in Francia, ma quindi ci sono chiaramente anche con uccisioni, l'hai giustamente messo in rilievo, di cattolici, dei preti, quello che era successo già nelle Fiandre, alcuni sacerdoti erano stati addirittura scuoiati, insomma è una lotta veramente, veramente dura
molto forte anche dal punto di vista proprio, diciamo così, degli episodi. E un'ultima battuta, e chiudo, perché sennò porto via troppo tempo e lascio la parola al mio amico Emiliano. Aggiungo un dettaglio che in realtà mi riconduce al primo blocco di giro diciamo così, di interviste, a proposito della sfortuna, diciamo così, storiografica dello scenario regionale italiano, diciamo così, scusate se banalizzo, ma come avete capito è tutto molto complesso, è anche dovuto al fatto poi in qualche modo del racconto storiografico fatto in un'Italia sabauda e chiaramente legata alla casa poi regnante italiana, perché in questo frangente, come vedremo, i duchi di Savoia giocano una partita molto complicata e non certo edificante dal punto di vista della morale. Ecco, è vero che abbiamo citato Richelieu che certamente si muoveva, sappiamo benissimo, in questo scenario politico con un'intraprendenza notevole. D'altra parte la Realpolitik la inventa lui in qualche modo, e gli altri non sono da meno. Il duca di Savoia, Carlo Emanuele I, poi ne parleremo, credo ancora, non è da meno. Però certo che poi vedremo non ne usciranno benissimo da questo contesto, per la scarsa figura che faranno nella questione genovese, di cui poi parleremo, e B, certamente per questo giochino di giocare di due sponde tra Francia e Spagna. Lo vedremo, che certo non è, in uno scenario bellico, non è proprio edificante, e come sappiamo è un vizietto che poi la Casa di Savoia si porta avanti per un bel pezzo di storia dell'età moderna, ma in realtà noi sappiamo ancora fino all'età contemporanea. Quindi è molto interessante, però ribadisco anche e concludo che è vero, c'è poi una cancellazione un po' storiografica di questa fase non certo straordinariamente edificante per i Savoia, però ricordiamo anche ai nostri alle persone che ci stanno ascoltatori, che effettivamente Carlo Emanuele I si gioca la sopravvivenza di uno Stato e della sua persona. Lui poi era un personaggio un po' strano, non proprio forse perfettamente in bolla, diremmo noi in termini poco accademici, però in realtà ha una sua politica. Lui deve giocare per sopravvivere, proprio perché questo Stato si trova a cavallo tra l'Italia e la Francia, diremmo noi, e quindi questo giochino della doppia sponda è un qualche cosa che deve portare avanti. Certo le cose non sono poi andate bene, quindi qui mi fermo per questo giro, ma effettivamente la faccenda della Valtellina è una degli episodi più duri, più forti da registrare, e non sempre ricordato, come si diceva, nella manualistica e nella narrazione generale di questa guerra dei 30 anni. Emiliano, se vuoi aggiungere qualcosa. Ci sono molteplici temi di interesse. Mi riallaccio, per semplificare, mi riallaccio al mio primo intervento, ma anche ai vostri. Cosa possiamo vedere nella guerra in Valtellina? In primo luogo, quello di cui ho parlato prima, ossia un momento di crisi in relazione all'egemonia politica spagnola e la Francia che ne approfitta per inserirsi. La Francia che ne approfitta per inserirsi a discapito della condizione religiosa, perché abbiamo il re cristianissimo e il suo primo ministro che è un cardinale, quindi un principe di Santa Romana Chiesa, che intervengono a favore dei calvinisti, degli evangelici. In secondo luogo, l'altro elemento che balza agli occhi è che secondo me va spiegato, perché magari molti ascoltatori, molti delle persone che ci seguono non ne hanno piena contezza. Noi stiamo parlando di un asse strategico dalle molteplici diramazioni, come ha sottolineato bene Luca B, che è una particolarità. Sotto il profilo geografico
era caratterizzato da lunghe fette di percorso che si trovavano fuori dai domini della Corona di Spagna, ossia da un asse strategico che esisteva in relazione alla egemonia spagnola, in relazione all'influenza spagnola, in relazione ai rapporti al soft power spagnolo. E quindi nei momenti di crisi diventava un asse strategico particolarmente problematico, particolarmente vulnerabile, particolarmente delicato. Il caso della Valtellina è esemplificativo: uno dei tracciati passava di lì, e nel momento in cui si verifica una condizione di stabilità in quell'asse è necessario un intervento militare per stabilizzare la situazione in modo che l'asse fosse percorribile. E non c'è solo questo, tra l'altro, perché se noi ci fermassimo alla dimensione logistica, geostrategica, geopolitica, un termine che oggi va tanto di moda, viene sempre utilizzato molto spesso anche a sproposito in relazione ai suoi significati, non avremo un quadro completo. Perché? Perché c'è anche la reputazione, c'è anche il prestigio, c'è anche una questione cruciale nella politica di allora come nella politica di oggi. La grande potenza ha nel proprio DNA la necessità di mantenere intatto il posto prestigio, non si può permettere di non intervenire dove il suo prestigio è messo a repentaglio. E dove i cattolici entrano in conflitto con i protestanti, ecco che la reputazione del re cattolico, del grande difensore di Santa Romana Chiesa, è in gioco. L'intervento quindi e poi la necessità di mediare si spiegano attraverso una condizione da, sarò genovese, mi viene in mente, da Giano Bifronte, ossia da una parte le ragioni della realpolitik geografica e strategica e dall'altra le ragioni del prestigio e della reputazione, che non sono di minore rilevanza. Ci sono anche poi le ragioni della convinzione religiosa, ma abbiamo visto come nel caso francese le ragioni politiche in molte occasioni bypassassero, sopravanzassero, soverchiassero le ragioni confessionali, e le ragioni confessionali entrassero in gioco in forma omogenea rispetto alla collocazione per l'appunto confessionale, per lo più quando le ragioni strategiche, politiche e di prestigio combaciavano con le ragioni confessionali. La Valtellina è un micromondo che però ci spiega tantissimo di quello che è stato, di quelle che sono state le guerre di religione, quelle che noi definiamo guerre di religione in Europa, che in realtà sono guerre di religione fino a un certo punto, ma sono guerre politiche altrettanto che religiose. E le possiamo applicare questa linea interpretativa alle guerre di religione in Francia, alla guerra religiosa, alla guerra fra cristianità e Islam sunnita nel Mediterraneo, alla guerra nei paesi, nelle Fiandre e alla guerra dei 30 anni. Assolutamente sì. Allora, cerchiamo di andare un pochino più veloci per concludere un po' quest'arco narrativo, chiamiamolo così. Quindi abbiamo appunto in queste zone un po' un'alternanza di poteri, come abbiamo detto, Spagna, Francia, Grigioni continuamente che si intervallano. E poi abbiamo la figura di questo Jurg Jenach, spero di averlo pronunciato bene, che era capo di fatto, governatore anche militare del partito protestante. Tra l'altro ebbe anche un ruolo diciamo in tutta la questione di Nicolò Rusca che abbiamo citato prima, però a un certo punto è un personaggio un po' anch'esso Giano Bifronte, se vogliamo riutilizzare quello che ha detto giustamente Emiliano, e si converte al cattolicesimo anche per, diciamo, un po' spodestare i francesi e cacciarli dalla Valtellina, fino perlomeno al 1639, quando, guarda caso, muore, cioè viene proprio ammazzato, e si arriva poi a un po' alla conclusione di tutta questa guerra in Valtellina con il capitolato di Milano, appunto, dello stesso anno,
dove appunto la Valtellina ufficialmente ritorna ai Grigioni fino almeno alla fine del XVIII secolo, però c'è l'obbligo di fatto della confessione cattolica. Di fatto, e qua andiamo appunto alle conseguenze di questa guerra, resta grigionese ma con grandi influenze spagnole e cattoliche. I protestanti hanno ovviamente di fatto sono poco, diciamo, tollerati, almeno per parecchi decenni, e proprio come diceva sia Lo Basso che Beri, di fatto abbiamo una fragilità politica estremamente evidente in questo conflitto, che qui viene proiettato in piccoli stati alpini del contesto europeo, ma che poi in verità, e questo sarà poi di fatto un problema che attraverserà lo stivale per lungo tempo, se lo guardiamo da una prospettiva più ampia, la fragilità politica c'è anche in tutta quello che erano gli stati preunitari. Quindi questo è molto interessante ed è giusto secondo me sottolinearlo. Spero di aver detto tutto. Se volete potete aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo al prossimo topic, alla prossima guerra, che è la prima guerra Savoia-Genova. E qua io direi, Emiliano, ti lascerei campo libero perché di fatto è argomento tuo, 1625. È una delle due guerre che io ho definito le guerre inesistenti. Perché? Perché se noi prendiamo qualunque manuale di storia moderna universitario, o anche l'Italia del Seicento di Domenico Sella della La Terza, che è il volume di riferimento per la storia italiana nel Seicento, semplicemente non la troviamo. Non troviamo questa, non troviamo la seconda guerra savoina nel 1672, troviamo la guerra di successione austriaca, ma non la troviamo nella sua dimensione ligure, perché è stato il terzo tentativo dei Savoia di conquistare la Repubblica di Genova. Perché? Perché siamo in parte debitori, purtroppo, di un'impostazione storiografica ottocentesca di matrice risorgimentale e nazionalista, in relazione al quale le sconfitte dei Savoia sono sconfitte antinazionali, perché sono sconfitte che hanno rallentato il processo di unificazione, ossia se Genova fosse stata conquistata dai Savoia nel 1625, ecco che sarebbe stato fatto un passo in avanti già nel 1625 verso l'unificazione. Quindi semplicemente la narrazione di questi conflitti è stata cancellata. E se il conflitto del 1672, l'altro conflitto seicentesco, è un conflitto di carattere regionale, ma importante, ma di carattere regionale, appunto, questo invece, il conflitto del 1625, proprio perché si colloca nel teatro italiano nella guerra dei 30 anni, è un conflitto di rilievo. È un conflitto di rilievo perché? Perché è un conflitto in cui Savoia, per ragioni di carattere regionale, e la Francia, per ragioni invece di carattere continentale, puntano su Genova, puntano alla conquista della Repubblica di Genova. Perché in forma diretta e anche in forma diretta, ora spiego questi due aspetti, le varie diramazioni del cammino spagnolo delle Fiandre partono dalla Liguria, partono dalla Repubblica di Genova. In forma diretta perché? Perché il grande emporio, il grande hub, il grande porto è Genova, ma non solo del cammino spagnolo delle Fiandre, anche di quell'altro grande asse logistico che gli Asburgo di Spagna hanno costruito nel corso del Cinquecento, che è quella che Arturo Pacini ha definito la rotta spagnola del Mediterraneo occidentale, ossia l'asse di comunicazione marittimo fra la penisola iberica e l'Italia. Un impero, quello degli Asburgo di Spagna, nella sua dimensione mediterranea, unito e diviso dal mare, che era collegato da una rotta, da un asse logistico marittimo che aveva in Genova il suo baricentro a livello geografico. La porta, la scala dei nostri stati, la definisce Filippo II. Ed era la porta, la scala dei nostri stati anche per raggiungere Milano e poi per raggiungere le Fiandre. L'alternativa, che era il Finale Ligure, il marchesato di Finale, l'attuale Finale Ligure, era collocato in territorio ligure, era sotto sovranità spagnola nel 1625, ma
i Savoia e la Francia puntavano sulla Liguria e quindi puntavano su un complesso territoriale che aveva in sé anche il marchesato di Finale, quindi anche il porto alternativo di partenza, il punto di partenza alternativo rispetto a Genova. E il fatto che abbiano fallito nel loro obiettivo di conquistare, di occupare militarmente, di conquistare, di portare sotto sovranità sabauda, o in parte sotto sovranità sabauda, in parte sotto sovranità francese, i territori liguri, parlo di Liguri perché il marchesato di Finale non era parte della Repubblica di Genova, è un fallimento significativo. È un fallimento significativo e sono molto sintetico. È un fallimento significativo, ma è anche una guerra che è significativa in un'altra direzione, ossia nel manifestare la crisi dell'egemonia spagnola. E voi mi direte, ma Francia e Savoia vengono sconfitti, quindi dove sta la crisi? La crisi si vede nel dopo, in quella che io ho definito la grande paura, perché Genova, che fino a quel momento era sostanzialmente una realtà che era diventata a partire dalla seconda metà del Cinquecento smilitarizzata, perché puntava per la sua politica di difesa tutto sulla protezione spagnola, si rimilitarizza. Si rimilitarizza non tanto implementando le proprie forze armate, ma implementando il proprio sistema fortificatorio. C'era già stata una fase di implementazione e ammodernamento del sistema fortificatorio che è collocata fra 1540 circa e 1560, ossia nel momento di massima intensità delle guerre d'Italia per quanto riguarda gli interessi genovesi e della coincidente sinergica guerra contro gli ottomani nel Mediterraneo. Ma dopo quella fase, sostanzialmente, la Repubblica di Genova è diventata una realtà disarmata, con un apparato militare ridottissimo, in relazione al fatto che la politica di difesa era demandata alla protezione spagnola. La crisi dell'egemonia spagnola in cosa si vede? Si vede nella decisione genovese di investire massicciamente in nuove fortificazioni, oltre all'incremento per quanto possibile delle forze militari permanenti. Perché? Perché non c'è più fiducia nella capacità spagnola di fornire quella protezione militare, ma ancora più politica, quindi di ordine dissuasivo, che era stata garantita, su cui i genovesi puntavano fino al 1625. Per avere un'idea, fino a quel momento lì i genovesi non sarebbero mai aspettati di trovarsi i francesi e i piemontesi a poche decine di chilometri dalla capitale. Poi sono stati respinti la battaglia del Passo del Pertusio, dove poi è stato eretto il santuario della Madonna della Vittoria per celebrare il successo. Ma in quel particolare momento, ecco che si manifesta in tutta la sua drammaticità il fatto che l'ombrello protettivo spagnolo non funziona più. Quelli spagnoli invieranno truppe, l'assistenza spagnola sarà fondamentale, l'esercito genovese crescerà di dimensioni, sarà in grado anche di portare l'offensiva nel Basso Piemonte, di occupare parte del Basso Piemonte, ma la fase iniziale della guerra, che è quella più critica, quella in cui l'esercito genovese ha poche migliaia di uomini, l'esercito permanente professionale, concentrati nelle piazze forti, nella città e nelle piazze forti, e le operazioni militari sul territorio sono demandate alla milizia territoriale, con tutte le problematiche di organizzazione, di disciplina, di logistica. C'è una ricchissima documentazione, la corrispondenza dei commissari generali, in particolare di quello che si occupava della difesa della Val Polcevera, che era l'asse di penetrazione verso Genova a partire dal Passo del Pertusio, dove è avvenuta la battaglia, che ci parla di tutte le problematiche in relazione alla necessità di costruire un esercito nel momento in cui un esercito da campagna non c'era, e nel momento in cui non si potevano usare le truppe permanenti in campagna perché
si sarebbero sguarnite la fortezza del Priamar, la fortezza di Santa Maria del Golfo della Spezia e la città di Genova. Il forte di Gavi, che tutti possiamo ammirare oggi in Basso Piemonte, la cinta muraria di Genova, quei 20.000 metri, 20 chilometri, che erano in quel momento, nel medio 600, la più lunga cinta muraria europea, prendono corpo in relazione alla grande paura, ma alla consapevolezza che la Spagna non è più che l'ombrello protettivo spagnolo non è più efficace come in passato. Ed era un ombrello protettivo, guardate bene, che aveva permesso allo Stato genovese di mantenere una pressione fiscale debolissima. Quindi, come dire, devo spendere poco per gli apparati militari, per quella voce di bilancio che in tutti gli stati d'antico regime assorbe gran parte delle entrate fiscali dello Stato, e quindi cosa posso fare? Posso esercitare una pressione fiscale bassissima sui miei sudditi. Ho parlato troppo, ora mi stoppo, se no... No, anzi, no, guarda... Andiamo avanti fino all'ora di cena. No, ma io passavo proprio in rassegna queste slide, perché comunque ci sono, poi magari, se vuoi anche tu, Luca, dire qualcosa in più, però il fatto è che è verissimo, infatti, quello che stai dicendo, cioè sì, è una vittoria ispano-genovese, ma di fatto si nota che l'egemonia spagnola è qui che si inizia a incrinare, e poi rovinosamente, successivamente, poi con il Trattato di Vestfalia e poi anche con la pace dei Pirenei, distruggersi completamente, è da qui che proprio si nota. E per quanto di fatto gli stessi Savoia però volessero in qualche modo avere ulteriori sbocchi sul mare, di fatto, perché quelli che già avevano non bastavano, inoltre c'era tutta la questione che si ritrovava depauperata prima del Marchesato, che era sotto i Gonzaga, e questa è una cosa importante perché lo vedremo dopo, tutta la questione anche della guerra di successione del Monferrato, quindi il Monferrato da una parte, poi anche c'era il Marchesato di Zuccarello, che era un'altra piccola, cioè un altro piccolo dominio che praticamente serviva per, diciamo, controllare meglio la riviera di Ponente, insomma, tra parentesi, perso a causa di una compravendita, quindi tutta una storia abbastanza caotica e ostica, anche da spiegare fondamentalmente, e vogliamo insomma cercare di essere abbastanza veloci. Ecco, qua però si nota come di fatto sì, abbiamo una sconfitta anche di fatto per i Savoia e per la Francia, però forse una piccola vittoria strategica sul lungo periodo. Ecco, non so se Luca vuoi dire qualcosa nel merito? Aspetta un attimo che ti smuto. Vai. Grazie. Proprio al volo telegrafico, proprio per non rompere il ritmo, diciamo così, televisivo, ma giusto per ricordare un paio di cose ai nostri ascoltatori. La prima, che potrei riassumere nel fatto che va ricordato che Genova vuol dire flotta e denaro. Flotta y plata, per dire alla spagnola, cioè Genova è la base navale, una delle basi navali fondamentali nello scacchiere, diciamo, del sistema imperiale spagnolo. Lì è la base di una delle squadre, tra l'altro considerata la più importante, che è chiamata di Genova, ma che è spagnola, che è quella degli assentisti privati, e naturalmente tutto questo in accoppiato al fatto che Genova è la piazza finanziaria, no? Addirittura per Brodel è la capitale, in qualche modo, diciamo, il centro dell'economia mondo di quel periodo, cioè la città più importante del mondo in quel frangente. Quindi questo è il primo punto da cui partire, per cui a un certo punto è vero quello che ha detto perfettamente e in maniera, ripeto, completa Emiliano, però è vero anche che alla fine gli spagnoli intervengono con un po' di ritardo, con qualche problema, abbiamo visto, ma poi alla fine intervengono perché non si possono certo permettere di perdere Genova. Due, però, va ricordato anche che per Olivares lo scenario italiano è secondario. Olivares è concentrato sulle Fiandre. In realtà dell'Italia non è che gliene importi più di tanto. Certo, poi ha molti consiglieri che gli dicono guarda che però, no, la partita si gioca in Italia anche, no?
Però in realtà Olivares guarda altrove soprattutto, e lì Richelieu è bravo a usare l'Italia poi per portarlo allo scontro finale, diciamo a organizzare il trappolone finale che poi si metterà, come dire, su piazza dal 1635 in poi, con lo scontro diretto, diciamo così, tra le due potenze, però è vero che per lui è un teatro secondario. E in più aggiungo anche che i genovesi sono un po' fastidiosi per Olivares, che in larga misura ha cercato di farli fuori anche da posizioni importanti a Madrid, non sopporta il fatto che la finanza e l'economia passi nelle mani di questi, e sapete quanto lui provi a sostituirli con banchieri di origine ebraica, portoghesi, convertiti, e quanto provi a eliminare i genovesi, ma tutto questo, anticipo un qualche cosa che poi avverrà negli anni 40, poi gli costerà, come dire, il posto. Però è importante ricordare questo. Allora, prima di passare alla prossima guerra, forse anche quella più conosciuta di fatto all'interno di questa fase italiana, c'era una domanda da parte di Gabriele che dice: altri motivi per cui la prima guerra di Savoia o Savoia-Genova è poco ricordata possono essere la sua brevissima durata, che ha fatto sì che non lasciasse un impatto troppo profondo sulla popolazione. Inoltre il motivo religioso, pur presente, rimane subordinato rispetto ad altri conflitti coevi in un contesto europeo segnato dalla guerra dei 30 anni. A questo punto riparto di nuovo da Luca Lobasso. Ma forse avrei lasciato la parola più volentieri al mio amico Emiliano, quindi passo la palla in questo caso velocemente. Allora, vai Emiliano. Secondo me la breve durata no, perché se noi, per quanto sia la fase meno nota e meno studiata, la fase danese che è pronti via, cioè Cristiano Danimarca che interviene, boom boom, le busca da valle, sta intorno e indietro nel giro di pochissimo tempo, ecco che però in tutti i manuali c'è la fase danese, cioè quantomeno è citata. Il fatto che non ci sia una motivazione religiosa, quello può essere perché, cioè che non ci sia lo sfondo religioso, quello può essere perché la lente interpretativa fino al 1648 è quella delle guerre di religione, e quindi ed è stata la lente interpretativa dominante, anche se poi è una lente interpretativa che dà conto degli aspetti politici, e non potrebbe fare altrimenti che quando si ha a che fare con l'entrata in guerra in Germania, il 35 della Francia, ecco che non si può che fare i conti con la dimensione politica che va oltre la dimensione religiosa. Quindi la motivazione religiosa può essere valida, ma se noi andiamo indietro nel tempo e facciamo, diciamo, un lavoro di studio storiografico, ci rendiamo conto che la motivazione principale è quella che è un successo antiunitario. Essenzialmente quello. E visto che sotto il profilo della storia della guerra la dimensione politico-militare in ambito accademico è rimasta fino a tempi recentissimi a quella del Ottocento, primo novecentesco, perché poi a partire dalla fortuna della scuola degli Annals la storia militare la storia della guerra è diventata storia sociale della guerra, storia delle istituzioni militari, ed è stata una svolta fondamentale, apprezzabile, se non nella misura in cui ha lasciato la dimensione politico-militare ferma alla prospettiva interpretativa proprio dell'Ottocento e del primo Novecento. Con Luca A abbiamo parlato di Lepanto, e la narrazione dominante fino a 20 anni fa era ancora quella legata al Guglielmotti, cioè un'opera del 1862, per avere un'idea. Perché? Perché nessuno più si è occupato fino a tempi recentissimi di problematiche che fossero diverse dal rapporto fra mondo militare e società, dalle istituzioni militari e da questa tipologia di prospettiva. E la prima guerra savoina, questa guerra qua è rimasta fagocitata
dalla narrazione prosabauda, dalla nazione prima della nazione, ossia dalla narrazione della nazione prima della nazione. Allora, se Luca non vuoi aggiungere nient'altro, io vorrei farti parlare adesso del prossimo invece tema, cioè la guerra di successione di Mato e Monferrato. Come ho detto, è un po' la parte che in qualche modo nella manualistica, proprio ricordando i pochi anni anche, perché dal 1628, 27-28 fino al 31, è però rimasta all'interno dei manuali come proprio la fase italiana, quando in realtà, come stiamo vedendo anche con questa live, in realtà è molto più ampia ed è molto più intricata. La guerra di successione di Mantova e Monferrato si colloca sempre in quelle lotte di successione che però poi fanno da riflesso anche a tutto ciò che è il contesto europeo dell'epoca e la sfida di fatto tra i vari regni e imperi, da una parte asburgici, dall'altra attualmente borbonici, che si scontrano all'interno anche di contesti molto piccoli come appunto Mantova, hub oltretutto logistico incredibilmente importante, e il Monferrato che era sempre stato sotto i Gonzaga, come ho detto poc'anzi, e che rimarrà di fatto alla fine di questa guerra comunque sotto un ramo dei Gonzaga. Fondamentalmente cosa succede? Poi ti lascio la parola, perché specialmente c'è il ruolo di Ambrogio Spinola, che qua tra la parete ci lascia le penne anche se per peste, però comunque è estremamente importante. Alla morte di Vincenzo II Gonzaga, sovrano appunto di Mantova e del Monferrato nel 27, abbiamo un problema di successione e quindi di conseguenza, non essendoci eredi di fatto subitanei legittimi, abbiamo due rami che di fatto si scontrano. Da una parte i Gonzaga-Nevers, e qua vediamo il nostro, se non ricordo male, Carlo di Gonzaga-Nevers, sostenuto dalla Repubblica di Venezia e ovviamente dalla Francia, e dall'altra parte abbiamo Ferrante Gonzaga, della casa però dei Gonzaga di Guastalla, favoriti ovviamente dagli Asburgo, e qua inizia poi tutta uno scontro abbastanza grosso, dove oltretutto gli spagnoli cercano, e gli Asburgi anche cercano gli Asburgi, scusate, d'Austria, comunque del Sacro Impero, cercano di impedire in qualche modo l'insediamento specialmente del favorito di Francia, cioè della casa Nevers, e quindi di conseguenza insomma succede un sacco di battaglie. Ma io a questo punto mi taccio e lascio parlare te, Luca, prego. Sì, grazie. Naturalmente qui di nuovo entriamo in un contesto, come già si è capito dal primo pezzo ben spiegato dall'altro Luca, estremamente complicato. E vi assicuro che per chi ha avuto modo, a me è toccato di lavorare un po' direttamente poi anche sulle fonti d'archivio, sulla corrispondenza degli ambasciatori, gli osservatori, i politici di quel momento, vi assicuro che l'intrico politico relativo a questa seconda guerra del Monferrato è davvero complesso, veramente mette alle corde qualsiasi storico, anche il più preparato. D'altra parte ancora di riferimento ci sono i volumi di Quazza, ormai datatissimi, che spiegano anche un po' con quell'italiano un po' retro questo complicato veramente quadro politico. Beh, allora io credo che mi sia data la parola perché in questo scenario complicatissimo, che ricordo, come già stato ben spiegato, appunto è un po' il banco di prova di questa lotta tra Francia e Spagna, è un po' il banco di prova di come Richelieu stia trascinando in tutti i modi il suo dirimpettaio, cioè il conte duca di Olivares, in questa guerra. Sono le fasi preparatorie, no? Abbiamo già detto prima, sono le premesse di quello che poi avverrà dopo. Ne approfitto per i nostri ascoltatori che volessero approfondire, di dare un'occhiata, di rileggersi, magari se lo hanno già fatto, oppure di leggerlo per la prima volta, un libro bellissimo di Eliot, Richelieu e Olivares, che era stato tradotto anche in italiano non voglio fare pubblicità, però
l'editore, forse va detto perché così le persone ritrovano velocemente magari l'indicazione, a Torino da Einaudi, ma ripeto è un libro che forse trovate solo a questo punto in biblioteca, e appunto questo è uno dei banchi di prova. In questo contesto viene fuori questo personaggio che per molti è noto, ma per la maggior parte direi poco noto. Oggi abbiamo parlato molto di manuali, no? Abbiamo fatto riferimento molto alla manualistica. Ecco, non sempre, o direi anzi quasi mai, se non in maniera forse giusto un passaggio, qualche volta per quanto riguarda Breda e le Fiandre, compare Ambrogio Spinola, ma in realtà questo è un personaggio europeo di grandezza enorme che abbiamo dimenticato perché un pochettino l'abbiamo già spiegato, è legato poi alle narrazioni storiografiche. Questo è un genovese che in realtà è al servizio della Spagna, anzi per molti genovesi è proprio spagnolo ad un certo punto, lo vedono proprio come un naturalizzato spagnolo. Effettivamente è un personaggio straordinario sotto molti punti di vista. Che cosa succede in questo contesto? Beh, forse un pochettino lo ricordate, o molti di voi lo ricorderanno, no? Lo ricorderanno nelle pagine dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, no? Compare Ambrogio Spinola e compare come uno spagnolo, come un governatore inutile, diciamo così, non lo tratta benissimo Manzoni. La scena del mantello, se posso sì, scusa, come no, certo. La scena del mantello, se non ricordo male, che sgattaiano in qualche modo dalla porta come se fosse un serpente, che in qualche modo insomma è un po' una metafora della personalità, o meno così la descrive Manzoni, dello Spinola, anche se però di fatto non dà il suo nome, parla del governatore, non dice Ambrogio Spinola. Ecco. Vero. Beh, allora lo anticipo, su Spinola Manzoni prende delle cantonate incredibili, ma d'altra parte bisogna ricordare in che contesto è scritto quel capolavoro dei Promessi Sposi e qual era anche il messaggio, diciamo, anche in questo caso poi che diventerà poi anche nazionale, cioè comunque stiamo parlando degli occupanti spagnoli, che poi nella fase ottocentesca sono gli austriaci, quindi insomma va sempre contestualizzato, no? Le cose vanno sempre inserite nel loro contesto, quindi senza contestare la grandezza di questo nostro autore, peraltro uno dei pochi nell'Ottocento, perché quello è il romanzo dei romanzi italiano, no? La nostra narrativa poi non è all'altezza di altre narrative, di altre letterature romanzesche ottocentesche, ma però Ambrogio Spinola ha avuto un ruolo importante. Allora, brevemente per far capire ai nostri ascoltatori, perché chiaramente non possiamo dedicare troppo tempo, siamo già, diciamo, abbastanza in là con l'orario. Inizio a dire due cose e poi cerco di essere rapido perché voglio far parlare chiaramente anche Emiliano, con un riferimento a un documento che forse ci fa capire in che pasticcio è finito a un certo punto Ambrogio Spinola, e poi riassumo meglio le vicende. Nell'agosto del 1629, a un certo punto, uno dei protagonisti di questa vicenda ed è il primo momento in cui si mostra la grande politica questo personaggio, e sto parlando di Giulio Mazzarino, che poi avrà, come sapete, una grandissima fortuna, un altro grande politico, non solo italiano, poi diventerà francese naturalmente, ma un grande politico davvero raffinato nell'arte della politica, nell'arte della dissimulazione. Veramente un gran personaggio. Comunque Mazzarino scrive in una sua lettera diverse cose e tra le tante dice che Don Alvaro di Losada, che accompagna Don Gonzalo in Spagna, Don Gonzalo di Cordova era il governatore precedente di Milano e colui che per primo viene mandato nel 1628 ad assediare Casale, dove ci sono i francesi naturalmente, è intimo suo, ma ha riferito che Sua Eccellenza, cioè Don Gonzalo, dice di non avere invidia al marchese Spinola.
ricordo che era stato appena nominato il marchese Spinola, adesso vi dirò perché, governatore di Milano con pieni poteri. Sebbene resta qui con tanti fanti tedeschi e danari, e che se segue la guerra fra 2 mesi si vedrà, nonostante la sua esperienza, e che termine si troverà, perché questo è differente paese di Fiandra, e se colà c'è un nemico, qui ve ne sono molti. Allora, scusate il linguaggio barocco, chiaramente dell'epoca, non certo facilissimo per noi del 2025, ma come avete sentito si capisce, si intuisce già lo scenario, uno scenario talmente complicato che io provo velocemente a riassumere. Allora, primo punto, Ambrogio Spinola nel 27-28 è considerato l'espugnator delle fortezze, cioè il miglior comandante in grado di espugnare fortezze, cioè di espugnare città fortificate. Come sapete, la guerra, adesso poi Emiliano ce la spiega meglio, spero di lasciargli il tempo, la guerra si faceva e si è fatta ancora molto a lungo con questi continui assedi di fortezze, di città fortificate, e poi si procedeva in avanti. Molto brutalmente, Emiliano poi mi bacchetterà perché lui è l'esperto, però poi sarà, diciamo, Napoleone Bonaparte, un certo Bonaparte, a far capire che forse non era il caso di procedere così e a trovare un nuovo modo un po' più rapido e forse anche più efficace di procedere, ma questa è un'altra storia. Dicevo, era considerato uno dei comandanti più importanti, uno dei militari più celebri, tanto celebre che è quello che ha in assoluto più raffigurazioni pittoriche dei grandi artisti internazionali dell'epoca. Rubens, Van Dyck, Velázquez, è l'italiano più raffigurato e con i big della pittura, talmente celebre che pur essendo spagnolo anche Richelieu lo apprezza. Se voi andate a vedere il testamento politico di Richelieu troverete un elogio. Certo, ma lo ha sopportato finché è stato vivo, perché era un nemico, ma lo elogia. E vi ricordo che tant'è vero, quando Spinola da Bruxelles, dove vi ricordo era nel 1627 una sorta di governatore ombra o di viceré ombra, come lo vogliamo chiamare, lì le Fiandre spagnole erano in mano alla figlia Clara Isabella Eugenia di Filippo II, era morto il marito, l'arciduca Alberto degli Asburgo d'Austria, il vero comandante, il vero governatore lo faceva Spinola. Era lui il protagonista della politica assoluta della corte di Bruxelles. Quando parte, viene richiamato a Madrid, e qui glisso perché la storia è molto lunga, prima di arrivare a Madrid Richelieu lo invita a La Rochelle. Cioè addirittura invita un nemico potenziale a La Rochelle. Perché? Perché è l'espugnatore delle piazze, cioè perché è ritenuto il miglior, a torto o ragione, su questo poi potremmo discutere a lungo con gli specialisti di storia militare, ma è considerato il migliore. Quindi anche Richelieu gli chiede consiglio, lo fa andare a La Rochelle e Spinola gli dà alcuni consigli. Che cosa succede? Succede che va da tagliare, ma succede che va a Madrid per discutere di una serie di questioni. Allora, Ambrogio è convinto, ed è un po' strano, però in realtà non è una stranezza, che bisogna fare la pace nelle Fiandre. Sembra assurdo, ma è convinto che in quel momento quello scenario va chiuso. Dice a Olivares: facciamo la pace, va bene così, chiudiamola lì. Oppure mi devi dare tanti soldi e tanti uomini, allora può darsi che la guerra la vinciamo. Ma è chiaro che lui punti a una pace. Olivares, come abbiamo detto, non ci pensa minimamente, l'abbiamo già spiegato, non si arretra di un millimetro perché vuol dire rinunciare, diciamo così, alla preponderanza spagnola, alla proiezione imperiale. E quindi quando Spinola va a Madrid, diciamo, i due non si amano e non
non si troveranno di grande accordo. Olivares lo rispettava perché gli aveva preso Breda e lo aveva reso celebre, ma quando Spinola va a Madrid litigano e Olivares non vede l'ora di farlo fuori. Olivares è per la guerra d'oltranza, Spinola no. Che cosa si inventa Olivares? Si inventa di promuoverlo governatore a Milano e con i pieni poteri e toglierselo dalle scatole. È un capolavoro politico e Olivares poi lo dirà: se vince, se vanno bene le cose a Casale e a Milano, io mi prenderò il merito. Se vanno male le cose è colpa di Spinola, io l'avevo detto che non era adatto. Quindi Olivares gioca una partita di questo tipo. Spinola è un personaggio straordinario dal mio punto di vista perché è l'esatto opposto del politico. Tutto di un pezzo, ha un'idea fissa, non gioca su due sponde nonostante le accuse, anzi è fin troppo rigido, lui è veramente rigido, è andato con un mandato e vuole portare a termine il mandato. Primo, perché gli è stato detto che poi deve andare a prendere Casale e lui è l'espugnatore delle piazze e deve prendere Casale, se no fa una brutta figura. E come ha spiegato Emiliano, la reputazione è fondamentale, non si può abdicare. Vuol dire non essere, se non hai la reputazione, vuol dire non essere nobile. E per un nobile dell'epoca vuol dire la morte. Quindi l'ho detta veramente molto in maniera maccheronica, ma è per farci capire. Quindi va a Milano e sostituisce Don Gonzalo de Cordova. Metterà l'assedio a Casale. Nel frattempo ricordo ai nostri amici che sono a casa che gli austriaci vanno a Mantova e prendono Mantova. Ricordo che dall'altra parte c'è un altro grande condottiero, un altro grande militare che è il conte di Collalto, ai quali a un certo punto Spinola chiede o fa chiedere di dare una mano anche per Casale, ma Collalto dice: io a Spinola non gli do una mano, lo scrive. Sì, tra l'altro prego, scusami, prego. il citato anch'esso da Manzoni, la discesa degli Alemanni di Collalto, tra l'altro. Assolutamente sì. E qua di nuovo abbiamo il ruolo della Valtellina, quindi si interseca questa parte proprio con la guerra che abbiamo menzionato, diciamo, inizio live. Assolutamente. Quindi, da una parte il nuovo governatore si trova con Olivares che gli ha dato un mandato, ma praticamente lo ha già scaricato. Con gli austriaci e con l'Alto che vanno a Mantova e prendono Mantova, ma non gli danno una mano. Con i Savoia che fanno il doppio gioco, hanno fatto il trattato di Susa, hanno fatto entrare i francesi, ma nel frattempo stanno dicendo agli spagnoli che sono con gli spagnoli e stanno dicendo a Spinola: noi siamo con te, andiamo a prendere Casale. Ovviamente Spinola lo sa che sta facendo il doppio gioco, quindi in questo quadro veramente complicato poi Spinola si ammalerà, non è chiaro ancora se la peste, se qualcos'altro, non è chiaro, ma comunque nel settembre del 30 muore, il 25 di settembre, ma quello che vi devo dire e chiudo, ovviamente come avevamo detto era tutto molto complicato, è che mentre sta assediando Casale e le cose vanno per le lunghe, anche se Spinola è abbastanza fiducioso che poi alla fine Casale cadrà e probabilmente sarebbe andata così, anche se i francesi comandati da Toiras si stanno difendendo benissimo, non sono certo diciamo dei novellini da questo punto di vista. Qui entra in gioco la trattativa gestita da Mazzarino. Mazzarino cerca di trovare un accomodamento per sbloccare la situazione e andare a un accordo. Mazzarino è abilissimo nel cercare di mettere insieme tutti i cocci. Tenete presente che qui avete visto, sono anche gli alleati in realtà sono nemici, cioè non si capisce più bene chi sia alleato di chi e di che cosa, ma quello che riesce a fare Mazzarino è un capolavoro perché riuscirà a portare una pace che è quella di Cherasco nel 1631, come sapete, ma l'accordo prevedeva che a Spinola avrebbero lasciato prendere Casale, ma si sarebbe trattato di una farsa perché poi l'avrebbe dovuta restituire ai francesi. Spinola dice che non ci pensava minimamente, non avrebbe mai firmato un accordo e
Guarda caso, per fortuna degli altri, diciamo così, Spinola muore e l'accordo poi si fa perché il governatore successore firma ovviamente nuovamente l'accordo e quindi la farsa è servita e Spinola non la vede in realtà. Però e finisce in questa trappola in maniera misera. Leggo e chiudo giusto un commento di un suo collaboratore che è il Duca di Marsi, è un Colonna, se lo trovo ve la leggo. Il 5 ottobre 1630 Carlo Colonna, il Duca di Marsi, che è maestro di campo del terzo vecchio di Napoli, scrive a suo papà, testualmente, cito la lettera, dopo il marchese Spinola passò a miglior vita, senza febbre, ma per disgusti avuti da Olivares, che 2 mesi prima che morisse gli fece levare l'autorità che aveva di far la pace. Cioè, ci spiega chiaramente che il trappolone è servito, Olivares ha avuto la meglio, Spinola ha avuto la peggio e alla fine però i politici, con in testa questo fenomeno nuovo, giovane di Giulio Mazzarino, hanno portato comunque a un accomodamento e alla pace di Cherasco. Mi scuso per la lunghezza, ma vi assicuro che ho dovuto anche molto semplificare perché il quadro è molto intricato e anche molto gustoso dal punto di vista della trattazione politica. Se qualcuno è appassionato di storia politica e di storia diplomatica, se vi andate a vedere, voleste vedere i vari ambasciatori no, che si giocano la partita, compreso quelli degli stati italiani, troverete veramente pane per i vostri denti. Tra l'altro, se posso aggiungere proprio riguardo alla pace di Cherasco, poi ti lascio parlare, Emiliano, se hai qualcosa da aggiungere. È stata anticipata in realtà dalla pace di Ratisbona. La cosa interessante proprio della pace di Ratisbona proprio è il ruolo della Francia, nel senso che veniva impedito alla Francia qualsiasi alleanza con potenze anti-asburgiche. Inutile dire che la Francia questa cosa non l'accettò per niente, specialmente la Francia di Richelieu, tant'è che infatti proprio con Cherasco, diciamo che in qualche modo strizzò un po' l'occhio, abbozzò un pochino, però poi di fatto negli stessi anni ci sarà il trattato di Bervalde con la Svezia, che poi insomma tratteremo nella prossima live sulla fase svedese. E poi qua oltretutto siamo proprio sulla fase svedese in pieno. Perché? Perché abbiamo anche un Ferdinando II che ormai sa perfettamente che ha nei suoi territori Gustavo II Adolfo, quindi da questo punto di vista doveva anch'esso, diciamo, cedere e concedere in qualche modo per districarsi anche dalla problematica italiana, perché aveva una situazione in patria ancora più grave, ovvero le scorribande del re svedese. Chiudo e poi passo la parola ad Emiliano per concludere anche questa guerra, che con la pace di Cherasco appunto il marchesato di Monferrato e ovviamente tutto il territorio dei Gonzaga, quindi anche i Mantova, vanno a Carlo di Nevers, quindi parte diciamo francese, ed è qui che appunto Richelieu la Francia inizia a mettere i bastoni tra le ruote, è una spia nel fianco davvero per gli Asburgo. Anche perché avere un hub logistico come Mantova sotto comunque bene o male un alleato francese non è il massimo, però ovviamente ci fu un gioco di concessioni da una parte e dall'altra, perché da una parte abbiamo che sì, va bene, si dà tutto a Carlo di Nevers, ma Carlo di Nevers doveva cedere ai Savoia di, a questo punto, non più Carlo Emanuele ma Vittorio Amedeo I, il figlio, doveva aggiungere molte terre del Monferrato, Trino, Alba, giusto per dirne uno, e a sua volta Vittorio Amedeo I doveva lasciare alla Francia, e qua io l'ho messo successivamente, proprio la fortezza di Pinerolo, che era estremamente importante anche lì, in cambio di cosa? Del ritiro delle truppe. Cesare II invece Gonzaga, che era il figlio di Ferrante della casa di Guastalla, diventa appunto duca di Guastalla e ottiene in cambio lo Zara e Reggiolo, comunque nella bassa sia mantovana che nella bassa reggiana.
Emiliano, se vuoi telegraficamente dire le ultime cose, poi passiamo di fatto all'ultimo argomento. No, 2 parole sulla figura di Spinola, perché è una delle grandi figure militari del 600 e della storia moderna europea. In ambito storiografico, noi, chi studia storia moderna e chi studia un po' di storia militare dell'età moderna, si trova sempre davanti la figura di Wallenstein come lo stereotipo del grande imprenditore militare del 600. Ma il primo grande imprenditore militare del 600 è Ambrogio Spinola, che anticipa Wallenstein di parecchi decenni e nella sua dimensione di imprenditore militare, anche se è meno evidente di quella di Wallenstein, perché comunque c'è sempre un rapporto di subordinazione formale rispetto alla Spagna, ma è pari se non superiore a Wallenstein, cioè l'armata delle Fiandre a partire dal 1603 è l'armata di Ambrogio Spinola, sotto il profilo dell'organizzazione, della gestione, dell'economia. Spinola firma un accordo con l'arciduca Alberto che ha citato, e l'arciduca Alberto gli cede il comando a patto che l'armata se la gestisca lui, sotto il profilo del reclutamento, sotto il profilo del finanziamento, e spende l'ira di Dio per finanziarla senza ricevere mai quanto dovuto dalla corona, e a fianco, lo dico perché l'ho studiato su Nuova Antologia Militare, c'è un mio articolo su un libro curato da me di Fucina di Marte, che è la collana di monografie della Società Italiana di Storia Militare, quindi è collegata con Nuova Antologia Militare, ma non è Nuova Antologia Militare. Io ho scritto un articolo sul rapporto fra Federico e Ambrogio Spinola, ossia fra Ambrogio e suo fratello minore Federico, che è stato militare prima di Ambrogio Spinola, era nelle Fiandre prima di Ambrogio Spinola, e il suo mentore è stato Alessandro Farnese, ed è il soggetto che ha portato Spinola nelle Fiandre. Se no Spinola nelle Fiandre non ci sarebbe, cioè Ambrogio nelle Fiandre non ci sarebbe mai andato. Nel momento in cui sono arrivati insieme nelle Fiandre Ambrogio e Federico era al braccio navale, perché già in precedenza e in quel momento comandava la squadra navale spagnola di Dunkerque, e si era distinto per l'utilizzo delle galee. Ha effettuato anche un'incursione a terra in Cornovaglia che aveva generato allarme in Inghilterra, con una petizione alla Camera dei Comuni per eliminare questo problema, ed è il soggetto che ha portato suo fratello nelle Fiandre in relazione a un piano di invasione dell'Inghilterra. Ambrogio Spinola arriva nelle Fiandre e poi si impegna come operazione preliminare nell'assedio di Ostenda, perché lui e il fratello avevano progettato di invadere l'Inghilterra. Poi muore il fratello, muore Elisabetta, stesso anno, la regina Elisabetta, si apre uno spazio di negoziazione, il progetto di invasione dell'Inghilterra viene accantonato e l'arciduca Alberto cede ad Ambrogio il comando e la gestione, cioè gli dà un pacchetto che è l'esercito spagnolo, non lo chiamiamo armata, l'esercito spagnolo delle Fiandre. È un grande personaggio che termina la sua vita e la sua carriera nel teatro italiano, che la costruisce grazie all'input del fratello minore nelle Fiandre. È un grande personaggio della storia militare e della storia politica italiana e della storia politica e militare europea, come ha detto bene il mio collega Lobasso. È uno dei tanti, come ho letto in un commento di Bruno Mugnai, è uno dei tanti personaggi politico-militari italiani dell'età moderna che hanno vissuto lo stigma dell'antispagnolismo. Non commento ancora precedente, se vai su di un paio lo trovi. Pochissimi si sono salvati, in parte Andrea Doria, in parte Marcantonio Colonna, perché è ricordato per essere stato l'eroe comandante della Marina Pontificia a Lepanto, ma nessuno raccontava che poi è diventato viceré di Sicilia per la corona di Spagna.
tutti gli altri hanno vissuto la stigma dell'impostazione risorgimentale antispagnolismo, ossia i servitori dello straniero. Il servitore dello straniero responsabile della decadenza dell'Italia. E non solo il servitore dello straniero responsabile della decadenza dell'Italia, ma pure mercenari. E nella prospettiva culturale italiana il mercenario è la ruina dell'Italia, cioè Machiavelli, Guicciardini ci hanno insegnato che la ruina dell'Italia, ecco, sono stati i mercenari. Quindi cosa c'è di peggio di un mercenario che serve lo straniero responsabile della decadenza italiana? Ed ecco che la damnatio memorie è completa e ha investito tutto il mondo politico-militare italiano nella misura in cui era correlato alla Spagna, con pochissime eccezioni, le eccezioni caratterizzate da una diversa tipologia di configurazione, di costruzione dell'immagine. Andrea Doria, l'eroe della lotta contro gli infedeli, leggevo prima Eugenio di Savoia in un commento, perché non Savoia, e quindi non poteva essere diversamente. Marcantonio Colonna come eroe cristiano di Lepanto al servizio pontificio non spagnolo, in realtà era più al servizio spagnolo che pontificio, solo in quel caso lì è stato al servizio pontificio, ma si ricorda quello perché il processo di costruzione di immagini sono selettivi. E è anche uno dei motivi per cui il teatro italiano è meno conosciuto di altri nella guerra dei 30 anni. È un teatro caratterizzato dall'Italia come teatro di guerra fra grandi potenze, un'Italia subordinata e politicamente passiva, chi combatte per la Francia, soprattutto chi combatte per la Spagna, e quindi qualcosa che in ambito italiano era poco interessante. Bene, allora andiamo all'ultimo, diciamo, evento di questa lunga fase, che è la battaglia di Tornamento. E qua di fatto ora la Francia direttamente ci ritenta e prova a invadere la Lombardia per cercare anche non solo di colpire il Ducato di Milano, quindi grande dominio spagnolo, ma specialmente di isolare anche Genova, altro grande, diciamo, alleato spagnolo. E di fatto quindi è qua che poi si scontrano le due armate. Io a questo punto vi lascio parlare perché da questo punto di vista ovviamente c'è tutta una questione del contesto militare. Anche qua partecipano oltretutto i Savoia, oltre che la Francia e la Spagna asburgica, e non solo. E quindi insomma, ecco, da questo punto di vista di nuovo torna la questione del nord Italia come grande teatro bellico proprio di questa fase. Quindi a questo punto, non so, passo a te Luca. Aspetta che ti smuto. No, io passerei a Emiliano. Allora vado ad Emiliano. Vai Emiliano. Ma intanto è la fase su cui abbiamo uno dei pochi grandi studi che caratterizzano il teatro italiano sotto profilo militare, ossia quello che è stato tradotto, ora non mi ricordo il titolo in inglese, ma è stato tradotto nell'edizione Legg come Italia 1636 di Gregoriano. Se chi non l'ha mai letto se lo vada a leggere, perché è un plauso tra l'altro a questa casa editrice, la Legg, scusa se faccio, non è pubblicità, ma perché fra la quantità enorme di letteratura storiografico-militare che esiste in lingua inglese, ecco che grazie alla Lega abbiamo a disposizione un numero consistente, non eccezionale, ma quantomeno consistenti di lavori tradotti in italiano, quando altre case editrici non si impegnano in questo tipo di investimento. Sotto il profilo strategico hai detto bene, dopo averci provato con Genova ci provano con Milano, col doppio risultato di tagliare fuori Genova. Si potrebbe guardare a questo tentativo in una prospettiva geografico-morfologica, ossia abbiamo provato con Genova, ma Genova ha alle spalle gli Appennini. Sotto il profilo operativo-tattico riuscire a prendere Genova è un'impresa di notevole complessità, tant'è vero che poi falliranno anche gli austriaci nell'assedio del 1747, perché la morfologia del territorio circostante la città facilita notevolmente la difesa e complica le operazioni
le operazioni offensive. Io non l'ho sottolineato, ma la battaglia del Passo del Pertusio, l'esercito professionale franco-piemontese viene sconfitto da compagnie della milizia territoriale della Val Polcevera, guidate sì dal commissario generale, che però se ne stava ben lontano dal fronte, ma da notabili locali, e in particolare da un parroco di una comunità rurale, ma non perché questi miliziani fossero di qualità eccezionale, anzi era una tipologia di risorsa militare caratterizzata da tutta una serie di problematiche di disciplina, di voglia di combattere, di mancanza di addestramento, caratterizzata da carenze logistiche, di equipaggiamento di ogni tipo, ma aveva il vantaggio di operare in un territorio che morfologicamente favoriva l'azione difensiva. La prospettiva è quella quindi di provarci in pianura, ma la prospettiva di provarci in pianura anche qua deve fare conto con la morfologia del territorio. La morfologia del territorio in questo caso è caratterizzata da fiumi e da navigli, ed è proprio a ridosso di un corso di un naviglio, se mi ricordo bene, che prende corpo questa battaglia, che poi è l'assalto a un campo trincerato, quindi è una dimensione particolare, non è la grande campagna, non è la grande battaglia campale alla Wallenstein. E questo è interessante perché sotto il profilo storiografico militare le fortificazioni campali non hanno avuto l'attenzione che ha avuto da una parte le operazioni e le battaglie campali e dall'altra le fortificazioni in muratura. Ne abbiamo tantissimi studi, ma molto meno, non che non siano mai state studiate, ma gli studi che sottolineano l'importanza delle fortificazioni campali sono per intensità, qualità, quantomeno nel panorama storiografico italiano o quello internazionale disponibile in lingua italiana, estremamente ridotte rispetto alla letteratura che si occupa quella poca di battaglie e di assedi e fortificazioni, fortezza, architettura militare e di riflesso assedi. Si citano il fatto che nell'assedio la fortificazione campale aveva un ruolo determinante. Solitamente si cita per quanto riguarda la prospettiva dell'assediante, mentre anche gli assediati realizzavano fortificazioni campali che integravano quelle murature. Questo molto spesso viene sottolineato non con la stessa intensità. E qua ci troviamo di fronte, quindi scusate, torno al nostro caso, ci troviamo di fronte a una battaglia particolare, all'attacco contro un campo trincerato, in cui torniamo a Spinola per parlare di personalità, perché dalla parte spagnola abbiamo il Marchese di Leganés, se mi ricordo bene, che è il marito della figlia di Ambrogio Spinola. È una fase particolarmente interessante, questa anche perché si colloca all'inizio della fase francese della guerra dei 30 anni in Germania e rappresenta un'intensificazione dell'impegno francese nella guerra, è correlato a un'intensificazione dell'impegno francese nella guerra, un'intensificazione che prende corpo anche sul fronte italiano dopo il primo picco che si era verificato in corrispondenza della guerra savoina e poi successivamente delle altre fasi del conflitto nel teatro italiano. Preferirei dirlo così, definirlo in questo modo piuttosto che fase italiana della guerra dei 30 anni come ho detto all'inizio. Sotto il profilo degli equilibri di forza, come hai sottolineato bene tu, Luca, non c'è un successo netto, ma sotto il profilo strategico un insuccesso francese, perché la capacità di reggere la capacità di resilienza
del Ducato di Milano, della presa spagnola sul Ducato di Milano, si traduce in un successo spagnolo. Io lo sottolineo sempre quando faccio lezione: il risultato tattico è rilevante, interessante da studiare, eccetera, eccetera, ma dobbiamo sempre guardare al risultato strategico, ancor sopra politico, quindi collochiamoci nella dimensione della grande strategia, che è di caratura di livello superiore rispetto alla strategia militare, alla strategia operativa, eccetera, eccetera, però quello che emerge e che è significativo in questa fase della guerra nel teatro italiano è il successo francese. La capacità di resistenza spagnola, a discapito di una crisi più complessiva dell'egemonia spagnola, ma quando ci troviamo di fronte alla crisi di egemonia, dobbiamo interpretarla come una condizione nella quale chi esercitava l'egemonia non è in grado di farlo in maniera netta, in modo netto come lo faceva precedentemente, ma non crolla del tutto, dimostra una capacità di resilienza. Ci siamo di fronte a una dinamica che prende corpo con oscillazioni continue, che poi avranno un punto d'arrivo, che è la pace dei Pirenei del 1659, ma che nello scenario italiano, ad esempio, la pace dei Pirenei avrà sì non avrà un impatto significativo. L'impatto più significativo l'avrà il bombardamento di Genova del 1684, ossia il passaggio di Genova dalla sfera di influenza spagnola a quella tra virgolette francese, la guerra di successione spagnola che porta alla fine della condizione di dominio, di preminenza politica spagnola in Italia. Questo per dire quanto la resilienza alla crisi di egemonia sia un processo pluridecennale, non netto, che non si manifesta neanche dopo Westfalia in Italia, neanche dopo la pace dei Pirenei. E nella misura in cui le guerre sono la guerra è uno strumento della politica, nella misura in cui la politica è caratterizzata da dinamiche tutt'altro che nette e lineari, ecco che questa fase del teatro italiano ci parla da una parte dell'intensificazione dell'iniziativa francese, ci parla da una parte, ci apre lo scenario di quello che sarà, per quanto riguarda il contesto continentale, l'avvicendamento in termini di gerarchia di potenze fra Francia e Spagna, ma ci parla anche della capacità di resilienza spagnola, soprattutto nel teatro italiano, che rimarrà spagnolo fino alla fine del secolo. Sì, infatti io volevo sottolineare proprio questo, Emiliano, cioè che siamo in un contesto in cui è iniziata di fatto la cosiddetta fase francese, e questo, diciamo, è lo specchio nel teatro italiano di quello che appunto, diciamo, è una presa di coraggio, possiamo dirla così, della Francia, e quindi un boot on the ground direttamente dello Stato francese all'interno appunto del contesto bellico più grande della guerra di 30 anni. Non voglio proporre comparazioni troppo ardite, ma vediamo un'azione su due assi, tedesco e italiano, che non è molto diversa da quelle che caratterizzano le campagne delle guerre della rivoluzione francese e di Napoleone. Napoleone diventa Napoleone perché è il protagonista dei successi francesi in Italia nell'ambito di una guerra in cui gli assi di iniziativa francese erano due, l'asse italiano e l'asse renano-tedesco. E qua ci troviamo di fronte a una situazione analoga, anche se poi l'asse principale d'azione francese non sarà renano, ma sarà fiammingo, che poi si concretizzerà nella battaglia di Rocroi, ecco che a partire dal 1935 prende corpo un'azione caratterizzata che è intensa ed è su due scenari. Cioè la Francia si gioca le sue carte su due teatri, non più su uno solo. E punta al bersaglio grosso, punta a Milano.
bersaglio grosso sotto il profilo urbano, sotto il profilo strategico, sotto il profilo territoriale, e in relazione alla morfologia del territorio forse quello ritenuto più abbordabile, anche se poi non è che l'esistenza di corsi di sbarramenti fluviali sia meno significativo sotto il profilo operativo e tattico dell'esistenza di sbarramenti montani, quindi le problematiche bene o male si equivalgono nel condurre una guerra in un teatro caratterizzato da consistenti sbarramenti fluviali trasversali rispetto all'asse di penetrazione, tanto quanto tante quali sono le problematiche di dover attraversare uno sbarramento montano, come sono gli Appennini, e mi faccio riferimento alla campagna contro Genova nel 1625. Certo. No, più che altro è perché voglio arrivare alle conclusioni e far parlare un attimo Luca, anche perché poi mi pare che tra meno di un quarto d'ora chiuderà il dipartimento e quindi dovrete scappare sicuramente, e non voglio che siate praticamente chiusi dentro. Arriviamo un po' alle conseguenze e conclusioni un po' di tutta questo teatro italiano. Abbiamo di fatto un fallimento dei tentativi francesi di rovesciare il dominio spagnolo, almeno fino ad ora. Poi nella fase successiva sarà il contrario, una resilienza di fatto da parte del dominio spagnolo, e non solo, perché anche l'Austria ovviamente, comunque Sacro Romano Impero, ebbe la sua parte, e un'Italia che di fatto rimane sotto l'influenza asburgica, e però un acuimento e un radicamento appunto delle tensioni tra gli stati e le potenze straniere, gli interne. E ovviamente di nuovo torniamo all'inizio della live, il ruolo cruciale proprio dell'Italia, del teatro italiano nelle dinamiche europee appunto del XVII secolo. Proprio come diceva Spinola, alla fine si gioca tutto lì, almeno in questa ovviamente parte molto consistente e ostica anche della guerra. Lascio un attimo la parola a Lobasso, poi c'è una domanda e poi a questo punto insomma tiriamo un po' le fila. Prego Luca. Sì, certamente hai riassunto perfettamente un pochettino, diciamo, le conclusioni di questa fase complicata, e sicuramente vanno registrati alcuni punti fondamentali che sono già stati detti benissimo sia da te che da Emiliano. Primo, è indubbio che i tentativi francesi, come dire, hanno risultati solo parziali, diciamo così. Da una parte sì, sono fallimentari, però dall'altra ricordiamo che comunque loro a Pinerolo ci stanno, e ricordiamo che quindi hanno messo le mani anche sulla politica sabauda. Lì poi lo scenario si complica, ci sarà una guerra civile, insomma le fasi successive anche interne, tra chi vuole stare da una parte e chi vuole stare dall'altra, cioè tra i seguaci dei francesi e gli altri, si riversano anche all'interno della politica dopo Vittorio Amedeo I. Quindi sicuramente qualche risultato lo ottengono. È indubbio però che l'Italia era servita da premessa, come avevamo detto, per portare la Spagna a dichiarare guerra alla Francia, perché ricordiamo che Richelieu fa il capolavoro politico di farsi dichiarare guerra, lasciando la convinzione in larga misura a Olivares che in fondo gli spagnoli erano molto più, come dire, più forti militarmente, che la Francia in fondo non era così pronta. In realtà poi lui si era ovviamente ben equipaggiato, aveva ben armato l'esercito, rinnovato la flotta, anzi che praticamente non c'era più una flotta vera e propria, o meglio, non era certo paragonabile a quella spagnola. Insomma, sicuramente con questa fase italiana, chiamiamolo così, questo teatro italiano, parte una nuova fase. In qualche modo Tornavento è la versione piccola, certo molto diversa, ma poi di quello che poi si vedrà a Rocroi, perché a Rocroi è vero che poi i francesi stravincono, però è anche vero che gli spagnoli daranno ulteriormente grande prova di essere ancora un grande esercito. I tercios lotteranno fino alla fine, fino all'ultimo minuto in quella battaglia. Sarà una battaglia
molto, molto dura. Certo, lì si vedrà il trionfo francese, il cambio in qualche modo di preponderanza che si intravede e soprattutto la caduta del conte duca di Olivares e il fallimento di questa sua politica estremamente bellicistica che poi porterà a mollare alla fine le Fiandre, alla fine i Paesi Bassi saranno riconosciuti anche da loro indipendenti e insomma in Italia rimarranno forti, rimarranno padroni, però con qualche problema in più, con il Ducato di Savoia appunto che ormai guarda preferibilmente alla Francia e comunque si è aperta una frattura interna, con nuove politiche anche di altri piccoli sovrani italiani che guarderanno alla Francia e non solo alla Spagna, anche a Genova, perfino a Genova dove si era legati mani e piedi alla Spagna, ma c'era già qualcuno che guardava altrove o comunque c'era un partito forte che voleva un'indipendenza maggiore dalla Spagna, qualcuno guarda già anche alla Francia, insomma è una nuova fase politica che sicuramente nasce in questo momento e quindi io con questo mi taccio e direi che forse abbiamo parlato fin troppo. Assolutamente, comunque io vi ringrazio ovviamente molto per il tempo. C'è una domanda di carattere bibliografico: se esistono pubblicazioni in italiano della quantità di nobili italiani che hanno combattuto nelle Fiandre. Mi viene in mente un saggio, allora non esiste un libro, diciamo, ovviamente di sintesi, in realtà in italiano c'è anche zero tradotto per quanto riguarda lo scenario delle Fiandre, non è certo stato di grande come dire, attenzione da parte diciamo degli editori italiani, ma mi viene in mente però un articolo un po' diciamo prosopografico di Davide Maffi proprio sulla presenza italiana nelle Fiandre, però c'è molto ancora da fare su quel fronte. Bene, a questo punto, se non c'è altro da aggiungere, direi che siamo arrivati alla conclusione di questa live. Io a questo punto ringrazio Luca Lobasso ed Emiliano Beri e ringrazio ovviamente voi che avete seguito questa 1 ora e 46 minuti insomma di live, quindi vi ringrazio molto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, condividere, insomma tutto ciò che gli youtuber esperti dicono. Io lo ripeto qui perché non mi ritengo insomma uno youtuber così tanto esperto, però insomma per voi è veramente un piccolo gesto, per me significa veramente tanto, specialmente dal punto di vista di lavoro. Preparare queste live è molto stancante, molto grosso anche come impegno, trovare specialmente anche gli incassi, perché questa live per riuscire ad essere compiuta insomma è stato diciamo, ho dovuto fare insieme ad Emiliano, Luca, un po' il Richelieu qui per cercare di mettere d'accordo tutti in un giorno e in un orario che andasse bene a tutti. Detto questo, io vi ringrazio ancora, Luca Lobasso, Emiliano Beri, vi ringrazio ancora voi e ci vediamo a una prossima live presto, il 30, si parlerà con Andrea Gaspardo di fase svedese, penso che ormai insomma l'abbiamo menzionato più volte, finalmente ci siamo arrivati e quindi forse quella che aspettate probabilmente anche di più. E quindi a questo punto io vi rimando a una prossima live, ancora qui, su Paresia. Ciao a tutti e grazie.